15 novembre ricorre la giornata mondiale per la lotta alla polmonite, giornata che è stata istituita per ricordare quale impatto ha la polmonite a livello mondiale. La polmonite è una malattia infettiva che colpisce i polmoni dei soggetti a qualsiasi età. L'interesse per questo tipo di patologia nasce dal fatto che ancora oggi nel mondo la polmonite rappresenta una delle cause prevenibili attraverso la vaccinazione principalmente antipneumococcica, in quanto lo pneumococco rappresenta il patogeno che comporta il maggior rischio di polmonite a livello globale. Nella nostra società, nella realtà in cui viviamo, in particolare in questi giorni, è previsto un picco di patologie infettive a carico dell'apparato respiratorio. Abbiamo la possibilità di proteggerci da queste patologie attraverso la vaccinazione anti-influenzale in primis, perché ricordiamoci che l'influenza è uno dei fattori che può innescare la polmonite soprattutto in soggetti anziani e in soggetti immunodepressi, in bambini o in categoria rischio. Pertanto quando si parla di polmonite è bene sapere che la polmonite può essere scatenata anche da una banale influenza e che però può essere tranquillamente prevenuta, può essere curata in modo efficace sia in fase iniziale attraverso la vaccinazione o se diagnosticata precocemente con gli antibiotici di cui disponiamo al giorno d'oggi.